Centinaia di firme in poche ore per chiedere un cambio di passo per la sanità della Pedemontana e una nuova attenzione per il San Bassiano. Tantissimi cittadini si sono messi in fila per firmare la petizione lanciata da un gruppo di consiglieri e amministratori del Bassanese perché chi governa il Veneto e chi gestisce la sanità regionale prenda provvedimenti quanto prima. La lista delle doglianze dei cittadini è serrata, si va dalle liste d'attesa sempre più lunghe fino alle trasferte, cui sono obbligati i pazienti per fare esami e visite che prima potevano fare al San Bassiano, passando per la fuga di primari e per la carenza di medici di base. Ecco che cosa avevano detto i cittadini ai nostri microfoni. Ha firmato anche lei, siete in tanti questa mattina, perché è venuto qui a firmare? Il signor Bramesa non si comporta come chi era prima e è tutto cambiato e noi altri da una certa età non possiamo mica avere tutti il mezzo sempre andare a Tieni, Schio e dappertutto, ecco. È meglio che cambia lavoro quel signore perché non sa fare il suo mestiere. Siamo veramente delusi, amareggiati, noi andiamo avanti con l'età, abbiamo bisogno di un servizio che qualche tempo fa all'ospedale era un top, adesso vogliamo la verità di qualcosa, dovete risolvere qualcosa, non è possibile lasciarmi in mezzo a una strada così. Dobbiamo essere seguiti come si deve, paghiamo delle tasse, paghiamo di tutto e dobbiamo essere seguiti come si deve. Il signor direttore del nostro bello ospedale che abbiamo potrebbe fare qualcosa di più e invece fa qualcosa di meno. Gli organizzatori della petizione sottolineano ancora una volta come questa battaglia non abbia colore politico né bandiere di partito, come invece tenta di far passare qualcuno. Una battaglia per i cittadini e con i cittadini, per la sanità del territorio. Tantissima gente, tantissime persone che hanno voluto dire la loro su quello che non va nella sanità della ASL 7 Pedemontana. Questa non è un'invenzione, non è una battaglia politica, è una battaglia per la salute di tutti. Dovremmo essere tutti insieme, sindaci, opposizioni, cittadini, per chiedere una comunità che sappia prendersi cura l'una dell'altra. Una salute ed una sanità di eccellenza è quello che ci meritiamo. I cittadini hanno deciso di far sentire la propria voce chiedendo anche le dimissioni o la rimozione del DG Carlo Bramezza. Una voce che si leva da Bassano, dal San Bassiano, dalle rive della Brenta e arriva forte e chiara a Venezia, in riva al Canal Grande. Una voce che attende risposte.